Oggi è un giorno importante per la comunità di Mogliano e per i volontari che stanno contribuendo ad aprire questo consultorio familiare socio-educativo Sosta Time. Un nuovo presidio gratuito e multidisciplinare pensato per sostenere famiglie, giovani e persone che vivono situazioni di fragilità. Il consultorio Sosta Time sarà operativo dal 15 settembre in via Donizetti 13 a Mazzocco di Mogliano Veneto, con uno sportello di accoglienza presso il municipio. Il comune di Mogliano e questa amministrazione ha intrapreso una strada importante soprattutto per affrontare un problema sociale o dei problemi sociali importanti, quelli delle famiglie con le malattie rare, quelli delle famiglie con problematiche sociali importanti e quelle dei giovani che hanno bisogno di avere un punto di riferimento per le loro problematiche. Il progetto è frutto della collaborazione tra il Comune di Mogliano Veneto e Fondazione Festo, con il contributo di Centro Marca Banca e il supporto dell'Associazione Pro Mazzocco e di Fisiosport Terraglio. La famiglia rappresenta la cellula fondamentale della società, un microcosmo dove si sviluppano competenze e affetti. Tuttavia oggi vive dei momenti di fragilità che richiedono attenzione e ascolto. Questo consultorio nasce dalla volontà di dare appoggio e di dare ascolto appunto alle famiglie che si trovano a vivere queste difficoltà. L'accoglienza e il primo contatto saranno garantiti da un gruppo di volontari formati che fisseranno appuntamenti mirati con gli specialisti. Molte sono le reti che questo consultorio socio-educativo familiare creerà. Dei servizi che vanno dal servizio del sostegno psicologico, l'orientamento psicologico, all'orientamento al sostegno delle fragilità di tutte le famiglie, di tutte le persone, di tutti gli individui, e la consulenza legale, la mediazione familiare, il sostegno al disagio giovanile, che è anche parte patrocinata insieme a questo percorso che si realizzerà insieme all'ULSS 2 Marca Trevigiana.